Ai piedi delle Prealpi Giulie, in una delle valli più fertili e pittoresche del Friuli, cinta di verde e di pace, sorge Faedis. Dallo sfondo prealpino due brevi catene di monti rivestiti di castagni si diramano declinando verso il piano, ove cedono subito il posto a due ali di ridenti colli che, ondulati e morbidi, si distendono giù, oltre il paese. Sembrano due braccia materne protese nell'amplesso di tutta la vallata. Entro la cerchia dolcissima dei colli vedi un andare e venire di mille e mille filari di viti che l'agricoltore viene coltivando con l'intelletto e amore e che l'occhio non si sazia mai di contemplare quando le miriadi di grappoli rosseggiano o s'indorano al sole settembrino. Così veniva descritto Faedis all'inizio del 1900. Da quell'epoca ad oggi il paesaggio si è ammodernato, ci sono più case, strade, ma le sensazioni e l'atmosfera che si respirano sono rimaste uguali. Questa è la terra del refosco di Faedis, il gusto unico di un territorio. Negli anni 90 un gruppo di viticoltori di Faedis sente l'esigenza di salvaguardare il vitigno principe del nostro territorio, il Refosco di Faedis. Nel 1998 nasce ufficialmente l'associazione volontaria tra i viticoltori di Refosco di Faedis ad opera di una ventina di produttori. Scopo dell'associazione è quello di promuovere e valorizzare il vino Refosco di Faedis. Come primo obiettivo si pone quello della reintroduzione all'interno del disciplinare dei colli orientali del Friuli il vitigno Refosco di Faedis, che già era compreso fino agli anni 60. Per raggiungere le potenzialità del prodotto, l'associazione si è data un disciplinare interno che detta le linee guida per il lavoro in vigna e per la vinificazione in cantina. In questo i produttori sono stati aiutati dall'opera dell'agronomo Carlo Petrussi e dell'enologo Emilio Del Medico. Ci troviamo a Faedis, località Colle Villano, e siamo vicino ad una vite storica secolare di Refosco Nostrano o Refosco di Faedis. Un vitigno che era diffuso in tutto il Friuli fin dal 1400, ma che nel Novecento lentamente è stato abbandonato e lo ritroviamo solamente nella zona di Faedis, Nimis e Savognano. È un vitigno generoso, un vitigno che ha soddisfatto da secoli le esigenze enologiche degli agricoltori. Attualmente questo vitigno ha avuto una seconda gioventù in questa zona perché con la nascita della sottozona di Refosco di Faedis è ritornato in auge. È ritornato in auge perché si è scoperto che le sue caratteristiche enologiche, le sue speziature sono uniche e sono soprattutto diverse da quelle del Refosco Peduncolo Rosso. È una vite assurgente, abbiamo delle foglie penta e trilobate, dei grappoli ben evidenti, in questi siamo nel momento della prefioritura, è una vite rustica, è una vite però produttiva che per ottenere dei vini attuali, dei vini di qualità, abbiamo la necessità di contenere con appropriate tecniche agronomiche la produzione, vale a dire di ridurre la carica di d'uva con dei diradamenti all'invaiatura per poter poi centrare
un obiettivo enologico molto interessante. Di questo vitigno qua negli ultimi anni sono state fatte e si è lavorato sulla genetica e soprattutto su due fronti. Sono stati salvaguardati dei biotipi antichi e contemporaneamente c'è stata fatta una selezione clonale. Questo perché? Per avere da una parte con i cloni un materiale sano, geneticamente sano, dall'altra parte per mantenere varietà genetica, perché i ceppi antichi ce ne sono sempre di meno, una volta che quelli muoiono noi perdiamo la variabilità. Salvandola, un domani avremo ancora del materiale su cui lavorare per fare ulteriori ricerche su questo vitigno. Come vi dicevo, attualmente questo vitigno è coltivato praticamente solo Faedis, Savognano, Attimis, qualcosa in comune di Toreano. Nel Friuli possiamo ancora ritrovarlo solamente in vecchi filari sparsi, negli orti, nei cortili o in collina dove non c'è stato fatto ancora nessun rinnovo dei vigneti. Parliamo quindi di questo nobile antico Refosco di Faedis, un vitigno che è stato riscoperto qua a Faedis da un gruppo di viticoltori, ma viticoltori e appassionati soprattutto. Appassionati di questo vino che fa parte delle loro radici. Questo vino si presenta già nel bicchiere, si presenta con un colore nobile, di un rosso rubino intenso, carico e con una fluidità da grande vino. Al naso l'espressione dei frutti rossi e dei petali della viola, che già fanno pensare a ciò che potrò trovarmi nel palato. È un vino suadente, è un vino che colpisce subito per la sua discrezione, anzi potrei dire per la sua forza discreta e soprattutto per la qualità dei suoi tannini, nobili, fini, fitti, dolci, che sono appannaggio solo dei grandi vitigni nel mondo. Non parliamo di un vino extra large, super muscoloso, ma parliamo di un vino che conquista con la sua eleganza e con la sua persistenza. Un vino da amatori, sì, ma che rapisce chiunque lo possa e abbia la fortuna di poterlo degustare. Una grande espressione di territorio. Per meglio identificare il vino Refosco di Faedis abbiamo deciso di adottare un'unica bottiglia con un'unica etichetta. Essa rappresenta un'aquila dorata in volo con sullo sfondo un merlo medievale. Abbiamo deciso di adottare questo logo per meglio legare il nostro vino alla storia del nostro territorio.